5 maggio, buongiorno Sicilia da Michele Cucuzza. E buongiorno da Luca Ciliberti. Oggi faremo conoscenza con il Comitato per l'imprenditoria femminile. Poi parleremo di solitudine, che è certamente un problema, ma forse anche un'opportunità. E poi vedremo in collegamento diretto da Porticello a che punto sono i preparativi per il recupero del Bayesian. Ma iniziamo la settimana con il verde, bianco e rosso delle Frecce Tricolori, uno spettacolo evento che ha richiamato migliaia di persone sul lungomare di Catania, tutti col naso all'insù per godersi le acrobazie di un'eccellenza italiana. Boom di ascolti anche in TV, la nostra TV. Tutti col naso all'insù, cuore, tecnica, passione, Catania capitale delle Frecce Tricolori. Per la prima volta l'Air Show si è specchiato sul tratto di mare di rimpetto alla piazza Franco Battiato, che cantava gli uccelli, che aprono le ali, che scendono in picchiata e ascese velocissime, il brano che simbolicamente ha aperto la manifestazione prima dell'esecuzione dell'inno di Mameli. In migliaia presenti a ridosso della scogliera, in prima fila il sindaco di Catania Trantino, il ministro della protezione civile Musumeci, le autorità civili e militari. Incastonato tra la linea blu del mare e lo sfondo dell'Etna c'è anche il veliero Amerigo Vespucci. L'evento inaugura ufficialmente la stagione italiana delle manifestazioni aeronautiche. A organizzare la giornata l'Aeroclub Catania con il patrocinio dell'Aeronautica Militare del Comune. Tanta attesa per il rombo delle frecce che arriva come clou dell'evento dopo il suggestivo passaggio dei Canadair, il volo acrobatico di Augusto Fonti, le esibizioni elicotteristiche e la manovra Renegade degli F-2000 Eurofighter, le coreografie mozzafiato che dipingono il cielo di verde, bianco e rosso. In molti hanno seguito attraverso internet, sulla Sicilia Web e gli schermi di Telecolor che ha trasmesso in diretta in esclusiva tutta la manifestazione. Al Villaggio Azzurro un'area tematica allestita con stand promozionali, un simulatore ludico delle Frecce Tricolori e gli spazi curati dal 41esimo Stormo di Sigonella. Beh, fantastico. Luca, chissà che fotografie ci saranno sui quotidiani stamattina. Molto belle, come sempre, con le Frecce Tricolori, una notizia evidentemente evidenziata nello spettacolo di Catania, prevalentemente dal quotidiano La Sicilia, e quindi lo mette in prima pagina, le Frecce Tricolori con i tre colori della nostra bandiera italiana, migliaia di persone sul lungomare. Si stima, questa insomma è una notizia insomma diffusa anche attraverso i social dalle amministrazioni comunali, circa 200.000 persone diciamo sui luoghi dell'evento, con annesso caos poi di rientro per i parcheggi. Andiamo a vederla in pagina, eccolo qua, la bellissima fotografia dei 10 velivoli, delle 10 Frecce Tricolore in formazione, con il verde, il bianco e il rosso della nostra bandiera, un fiume formato, migliaia di persone ha invaso festosamente il lungomare. Catania vola sempre più in alto con lo show delle Frecce Tricolori. Insomma, questo è un titolo che in qualche modo elogia anche Catania. Mi piace anche riportare, no, quelle che sono state le parole di chi assisteva, di chi ha assistito. Dice, questi sono l'eccellenza italiana, sono un esempio da seguire. Bene, grazie Luca. Passiamo ad altro. Alla strage di Monreale c'è un secondo fermato, si tratta di un 18enne inchiodato dai testimoni, avrebbe incitato, guidando la moto, l'amico a sparare. Si chiama Samuel Acquisto e ha 18 anni. Il giovane fermato questa notte dai carabinieri è accusato di essere il complice di Salvatore Calvaruso nella strage di Monreale. È residente anche lui allo Zen, si è consegnato lui stesso ai carabinieri accompagnato dal suo legale. Gli investigatori avevano già stretto il cerchio ed erano riusciti a risalire a lui avendo individuato il motociclo descritto dalle diverse testimonianze di chi era presente durante quei tragici momenti. Secondo la ricostruzione dei carabinieri c'era lui alla guida della moto BMW GS nera, dalla quale il secondo assassino avrebbe fatto fuoco contro la folla. I filmati estrapolati dagli inquirenti lo immortalano alla guida della moto insieme alla comitiva di palermitani, lo riprendono nel corso dell'azione di fuoco e nella fase finale della fuga. Contro il presunto criminale le testimonianze di 8 persone che hanno riconosciuto nel ragazzo uno dei componenti del gruppo di palermitani che ha aperto il fuoco sulla folla. Acquisto avrebbe assistito Calvaruso durante le fasi
base di azioni di fuoco compiendo atti tali da porre in pericolo la pubblica incolumità, si legge nel fermo. Acquisto avrebbe sparato e inoltre avrebbe anche suggerito a Calvaruso di mirare ad altezza uomo. Un'ulteriore conferma è arrivata dall'analisi dei tabulati del cellulare utilizzato dal 18enne fermato, da cui è emerso che si sarebbe trovato vicino alla piazza di Monreale poco prima dell'1:30 di quella notte. Inoltre Acquisto si è detto pentito per quanto accaduto, ma ha poi negato di aver avuto un ruolo nella sparatoria. Ha ammesso di guidare la moto poi trovata agli inquirenti, ma non ha voluto dire chi fosse il suo passeggero. Infine ha tentato di coprire Calvaruso dicendo di non averlo visto sui luoghi della strage. Le indagini dei carabinieri e la compagnia di Monreale proseguono dunque con l'obiettivo di ritrovare le armi utilizzate, che sarebbero almeno 2 stando al numero di colpi esplosi, e rintracciare gli altri complici, visto che, sulla base di quanto acquisito sinora dagli investigatori, nella sparatoria ci sarebbero altre persone coinvolte, i cui ruoli però devono essere ancora definiti. Luca, ci sono altri particolari sui quotidiani stamattina? Ce ne sono tantissimi. Intanto ti faccio vedere dalla prima pagina del Giornale Sicilia, eccola qua l'apertura dedicata proprio a questa strage, e vediamo la foto di questo ragazzo. Già qui si potrebbe fare una riflessione: 18 anni, poco più che un bambino, basta guardare la faccia, però insomma con una freddezza criminale da sgamato mafioso, perché guardate, secondo arrestato, guidava una moto da cui ha sparato Calvaruso. Per la strage di Monreale caccia ad altri 4. La moto, lo ricordiamo, diciamo, non era uno scooter di bassa cilindrata, ma era una moto BMW di queste, diciamo, di grossa cilindrata, tra l'altro anche difficilmente accessibile a persone di questa età. Quindi secondo arrestato lui si è consegnato ai carabinieri, quindi evidentemente si è sentito braccato. Andiamo a vedere tra i giornali, nelle pagine, eccola qua, questa è la Gazzetta del Sud con altre foto di questo ragazzo che abbiamo detto ha appena 18 anni. Si stringe il cerchio su pistoleri e complici, c'è una svolta appunto nelle indagini. La moto usata dal gruppo l'abbiamo sottolineato, adesso però è caccia a 2 pistole che insomma si era detto all'inizio, no? Insomma sembravano troppi colpi per essere sparati solo da un'arma da fuoco almeno singola. 20, quindi almeno una ventina. Sempre sulla storia di questo ragazzo c'è un approfondimento in pagina, eccolo qua, diciamo, ha un pedigree criminale, diciamo, questo ragazzo, almeno di discendenza, perché il nonno è stato condannato per mafia nell'operazione Addio Pizzo 5 e lui è già legato a grossi circuiti criminosi, quindi insomma al discapito e a dispetto della faccia da, permettimi il termine, quasi un bamboccione, però guarda qua, insomma aveva già una storia criminale alle spalle. Di questo caso si è occupato oggi anche il Corriere della Sera, eccolo qua, che spiega un po' la figura e il ruolo nella strage di Monreale di questo 18enne, istigò l'amico a sparare, e anche questa diciamo era una pista, perché si era detto che c'era qualcuno che aveva istigato, ed è infatti questo ragazzo, il 19enne arrestato, a sparare ad altezza uomo, quindi non per intimidire a sparare in alto, ma ad altezza uomo, ed era appunto il 18enne che guidava la moto del gruppo di fuoco. Anche qui sulla Sicilia ritorna il racconto, con tra l'altro in questo caso anche le foto delle vittime, che sono i 3 ragazzi di Monreale, 3 26enni che hanno, anzi 2 26enni e un 23enne, che hanno perso la vita per mano di questi 2, almeno sarebbero, non si sa se solo questi 2, ma sicuramente questi 2 che hanno sparato a Monreale. Qui c'è la piantina, diciamo la mappa del luogo della strage. Altri giovani che si inquietano: la Procura di Catania ha aperto un'inchiesta sul caso della videochiamata a Nico Pandetta, che è rinchiuso nel carcere di Rossano Calabro. Tra l'altro abbiamo sentito l'avvocata del cantante neomelodico. La telefonata c'è stata oppure no? Non sembra così banale la risposta secondo la legale di Nico Pandetta in merito al concerto One Day Music Festival del 1° maggio alla Playa di Catania, durante il quale il rapper Baby Gang, prima di cantare il brano italiano, si sarebbe collegato in videochiamata col trapper neomelodico catanese, nipote del boss Turi Cappello, detenuto nel carcere di Rossano Calabro per spaccio di sostanze stupefacenti. In cella gli agenti di polizia penitenziaria hanno trovato un telefonino, un fatto grave, ma che non per forza, spiega la legale, deve essere
essere legato al concerto. Difficilmente questa chiamata è avvenuta, basta guardare il viso di Pandetta, che è sempre fisso in questo sorriso, il modo in cui il rapper Baby Gang in qualche modo sottrae alla telecamera il video del telefonino. È ben possibile che si tratti di un video registrato. La procura di Catania ha avviato accertamenti e presto si capirà cosa è successo veramente. Rimane però la questione dell'introduzione illegittima in carcere di mezzi per comunicare con l'esterno. Il fenomeno, sempre più frequente, avviene con metodi di volta in volta più sofisticati, come ad esempio l'utilizzo dei droni, spesso in strutture penitenziarie sovraffollate e strutturalmente datate. Luca, cosa dicono i quotidiani su questo? Oggi si rimarca appunto il sequestro del cellulare di Pandetta, un fatto non grave, un fatto fuori legge, cioè non è consentito per la legge, anche se è recente questa legge, di introdurre cellulari in carcere, quindi adesso si cerca proprio in questo cellulare, al setaccio il cellulare di Pandetta, dopo la videocall Galeotta, è proprio il caso di dirlo, non si sa appunto se questo video era un video registrato, quindi diciamo come dire una sorta di messa in scena da parte di questo rapper sul palco di Catania, o se davvero c'era Pandetta collegato. Resta il fatto comunque grave che il cellulare è stato trovato nella cella di Pandetta, nel carcere di Rossano Calabro, e quindi è stato sequestrato. Bene, e adesso passiamo ad altro, ci alleggeriamo con il calcio. Il Catania batte 3-2 il Giuliano, supera il primo turno dei playoff sugli scudi inglese, autore di una doppietta, a segno anche il difensore Ierardi, e mercoledì al Massimino arriva il Potenza. Torino Le Mana. In una domenica dominata dalle frecce tricolori decolla anche il Catania, che batte 3-2 il Giuliano e vola al secondo turno eliminatorio dei playoff. Mercoledì al Massimino arriverà il Potenza. Ma andiamo per gradi. Ai rossazzurri sarebbe bastato anche un pari, ma nel calcio è sempre meglio non fare calcoli. E così, al minuto 9, il Catania sblocca il risultato. Doppio scambio Anastasio Gimenez su azione d'angolo, palla in mezzo per Inglese che anticipa compagni ed avversari e deposita in rete. Un controllo VAR e il boato del Massimino certificano l'1-0. Il Giuliano accusa il colpo, ma dopo la mezz'ora gli ospiti intensificano gli attacchi con De Rosa che colpisce il palo. È un momento favorevole ai campani, che vanno anche in gol, ma il VAR giustamente annulla. Nepi spinge dentro l'assist di Balde, ma lo fa con il braccio. Allo scadere del primo tempo la squadra di Bertotto trova comunque il pari. Fa tutto De Rosa, che recupera un pallone e lo scaglia imparabilmente alle spalle di Dini. Si va a riposo sull'1-1. Nella ripresa Toscano inserisce forze fresche dentro Sturaro e Dal Monte, che rilevano Quaini e Gimenez. Dopo pochi minuti i padroni di casa tornano in vantaggio. Gherardi si presenta ai 20 metri con un destro chirurgico, non lascia scampo a Russo, irrefrenabile la corsa per ricevere l'abbraccio dei tifosi. Il gol galvanizza il Catania, che allunga, tocco di braccio di De Rosa e il VAR interviene ancora, e rigore dal dischetto inglese sigla il 3-1, gol numero 15 in stagione per l'ex Chievo. Il Giuliano non si arrende ed accorcia le distanze con Nepi, che sfrutta una respinta corta di Dini. Nel finale Catania vicino al poker con Stoppa, ma la sua conclusione si stampa sul palo. Finisce 3-2 e al tempo stesso si conclude la stagione del Giuliano. Per i rossazzurri invece il sogno Serie B continua. A te Luca. E troviamo anche ovviamente il Catania sulle pagine della Sicilia, il racconto di questa partita. Catania batte 3-2 il Giuliano, aveva due risultati a disposizione, la vittoria e il pareggio per qualificarsi al turno successivo dei playoff, così è stato. Allora intanto vediamo i risultati della giornata. Il Catania appunto ha battuto il Giuliano, il Benevento ha perso con la Juventus Next Gen e il Potenza ha vinto contro il Picerno. Allora adesso in base agli accoppiamenti il Catania giocherà mercoledì prossimo contro il Potenza, sempre in casa, quindi questo è diciamo il prossimo turno, mentre appunto andiamo al racconto della partita, quindi viene magnificato insomma il top player inglese, quindi inglese è sempre il top player, Ierardi completa l'opera. Mercoledì appunto abbiamo detto arriva il Potenza, la doppietta del centravanti è stata ancora determinante
determinante, ma quando la squadra si abbassa troppo gli ospiti hanno colpito pericolosamente, quindi insomma adesso bisogna fare attenzione insomma anche per il futuro. Nella foto c'è il nuovo direttore Zarbano, che ieri era in tribuna appunto con lo staff e il resto della società per prendere insomma visione di quello che diciamo, è l'ambiente Catania. C'è tutto il racconto ovviamente della partita con i commenti in pagina, diciamo è solo il primo passo verso un lungo percorso che è quello dei playoff. Tra le partite si incontreranno poi nei turni successivi anche le squadre degli altri gironi, quindi ne salirà solo una. Adesso vedremo diciamo, il percorso del Catania, insomma, che in questo momento va bene. Continuiamo invece con la rassegna stampa, ci occupiamo delle prime pagine dei quotidiani, andiamo a vedere quotidiani regionali. Abbiamo parlato delle Frecce Tricolori, lo abbiamo visto, eccolo qua la fotografia bellissima con l'eccellenza dell'aeronautica italiana diciamo, che ha colorato i cieli di Catania. Abbiamo parlato di Monreale, del secondo fermato, ma ci sono altre notizie. Abbiamo parlato anche del Catania, le Frecce rossazzurre, anche questo parallelismo di titoli, tricolori e rossazzurre come le Frecce, anche questo bello in prima pagina. Poi vi dicevo ci sono altre notizie in pagina. Intanto restiamo sul calcio, così vediamo velocemente e chiudiamo l'argomento. C'è un'altra festa a Siracusa questa volta, perché il Siracusa viene promosso in Serie C dopo 6 anni, quindi la città festeggia i suoi eroi, viene messo dentro, lo troverete all'interno del giornale, sulle pagine, all'interno delle pagine dello sport. Poi una notizia di cronaca. Guardate qui, 80 anni, casa e azienda persi all'asta con una truffa, poi sbranato dalle istituzioni. Quindi questa è una storia che racconta il giornale, la Sicilia del lunedì, tante notizie che riguardano invece la provincia e la città di Catania, paura su un volo per Dubai per un guasto tecnico, sale giochi abusive, insomma la cronaca. Andiamo a vedere il giornale dentro e vi raccontiamo proprio questa storia che riguarda questo truffato, diciamo, eccolo qua. La ditta e casa perse all'asta, senza un tetto, a 80 anni, sbranato dalle istituzioni. I titolari di un pastificio catanese raccontano la loro vicenda, un messaggio di speranza a chi vive lo stesso calvario e dice non siete soli. C'è tutto un approfondimento su questo tema all'interno del giornale di oggi, perché si apre anche, come dire, il triste capitolo dell'usura, dei consigli di un avvocato all'interno delle pagine. Non andate dagli usurai, attenzione, se avete bisogno di soldi c'è sempre una seconda chance. Dal 2012 c'è la legge antisuicidi, ma mancano informazioni e fondi agli enti. E poi diciamo sempre sulla stessa lunghezza d'onda, in qualche modo si evidenzia anche il caso di ludopatia, di chi soffre di ludopatia, in questo caso un uomo che soffre di ludopatia, fa i debiti e viene poi licenziato, il giudice omologa il piano dei debiti. Quindi lo Stato, in qualche modo, il significato dell'intera pagina, attenzione, lo Stato c'è, vi aiuta, però diciamo, andateci prima di andare dagli usurai a chiedere soldi. Andiamo a vedere la Sicilia nella pagina di Catania, perché questo adesso vi faccio vedere un tema che potrebbe essere controverso, no? Cioè noi lottiamo sempre per avere una città più pulita, diciamo con grande decoro, soprattutto a primo impatto togliendo le erbacce, no? In qualche modo. E allora qui invece c'è chi la pensa diversamente da noi, Michele, perché dice non chiamate le erbacce per favore, perché questo è un micromondo, diciamo, per gli insetti, la fauna, eccetera. Quindi non chiamate le erbacce per favore, colorano la città in questo periodo della stagione e favoriscono il ciclo degli insetti impollinatori. La natura ci viene incontro e bisogna ascoltarla. Adesso basta la pulizia, a inizio estate si potrà intervenire con il decespugliatore. Quindi dice aspettate, dice, fate fare il ciclo alla natura e poi togliete, insomma, e ripulite tutto. Abbiamo detto del volo per Dubai, il racconto di un passeggero, insomma non è l'unica disavventura di questi tempi. Noi abbiamo raccontato anche di quei turisti bloccati per diciamo in partenza per Sharm el Sheikh, quindi le vacanze di questi ponti un po' rovinate diciamo dai vettori aerei.
E poi tante notizie dalla provincia che abbiamo raccontato anche attraverso il nostro telegiornale, tante denunce ovviamente di incuria verso la città. Andiamo a vedere la prima pagina del giornale Sicilia, eccolo qua, abbiamo parlato e abbiamo già visto il titolo d'apertura della strage relativo alla strage di Monreale col secondo arrestato, e poi anche qui lo sport è in prima pagina sul giornale di Palermo, Palermo altra batosta e i playoff adesso sono a rischio, qui siamo in Serie B, il Palermo ha perso per 2-1 contro il Cesena e ora è stato avvicinato dagli altri in classifica, quindi potrebbe perdere la sua posizione per giocarsi i play-off. Molte notizie di racconto di nazionale, ovviamente su tutto il conclave, ce ne occuperemo nella seconda parte della rassegna stampa quando vedremo i giornali nazionali. Andiamo a vedere la Gazzetta del Sud, il giornale di Messina, Monreale un altro fermo, anche qui ne abbiamo parlato, e poi i Cardinali verso il conclave, ne parleremo dopo, però ci sono molte notizie che riguardano all'interno Messina e ve le facciamo vedere. Eccola qua, uno che riguarda i lavori, insomma, su 5 semafori di Novaro, odissea per i lavori in corso sulla statale 185 che porta al paese, regolamentano il traffico nei tratti dove l'ANAS sta eseguendo lavori di riqualificazione sulle frane, non c'è pace quindi per la viabilità, abbiamo raccontato nei giorni scorsi Taormina, adesso siamo a Novara Sicilia eccetera. E poi vediamo il sindaco Basile in questa pagina che ritorna sulla questione acqua potabile e viabilità, i fronti aperti nella giunta Basile, quindi il sindaco in qualche modo che dà risposte, parla del nodo controverso e irrisolto dei pozzi, il goffo dietro fronte sulla pista ciclabile di Via del Vespro e l'avvio frettoloso dello smart parking, 3 casi che hanno messo in difficoltà l'amministrazione. Insomma, questo è un racconto tutto messinese. Te Michele. Ci ritroveremo più tardi con Luca per la rassegna stampa nazionale, adesso invece ci colleghiamo con la Polizia Stradale per avere le notizie del lunedì mattina sul traffico. In particolare siamo ad Enna con il commissario Giuseppe Camarata. Buongiorno, benvenuto, ci dica tutto. Direttore, buongiorno a tutti i telespettatori. Tanto vi chiedo scusa per la mia voce, ma purtroppo i cambiamenti climatici non fanno bene alla salute. Succede, non si preoccupi. Allora, intanto vi diamo subito la notizia dell'ultima ora, perché poco fa sulla A18, sulla Messina-Catania, all'altezza dello svincolo di Acireale, in direzione Catania, si è verificato un sinistro stradale con più veicoli coinvolti. Le nostre pattuglie sono sul posto, l'incidente è in via di risoluzione, però questo purtroppo causa code e rallentamenti. Code e rallentamenti che purtroppo interferiscono pure sulla tangenziale di Catania, da San Gregorio proprio in direzione Catania, e anche sulla carreggiata opposta da Siracusa in direzione San Gregorio si segnalano code e rallentamenti causa traffico intenso. Stesso discorso vale per chi va in direzione Catania Centro, dove si segnalano sempre code e rallentamenti. Per quanto riguarda l'autostrada 18 Catania-Siracusa Modica, ricordiamo che tra gli svincoli di Avola e Cassibile persiste il divieto di transito ai mezzi pesanti con massa a pieno carico superiore alle 7,5 tonnellate. Per quanto riguarda l'autostrada 19 segnaliamo la chiusura della rampa di immissione dello svincolo di Caltanissetta in direzione Catania. Per quanto riguarda le autostrade non si segnalano altre criticità. Sulle strade statali, come sempre, purtroppo sulla 121 a Catania-Paternò segnaliamo code e rallentamenti tra Piano Tavola e Mister Bianco in direzione Catania. Mentre sulla strada statale 192 all'altezza di Catenanuova persiste la chiusura nel tratto del Ponte di Taino a causa dei lavori di rifacimento del predetto ponte. Al momento non abbiamo altre criticità, come sempre vi raccomandiamo la massima prudenza alla guida.
cinture sempre allacciate, fari accesi e massima prudenza. Buon viaggio dalla Polizia Stradale. Grazie commissario Cammarata, in collegamento da Enna. Noi adesso diamo una rapida occhiata a Catania e via Vincenzo Giuffrida. Eccola qua, vedete un po' la situazione. Fate due conti se state per uscire e se dovete andare da quelle parti. Adesso facciamo una pausa e poi la rassegna stampa dei quotidiani nazionali, dopodiché la nostra prima ospite, che si chiama Maria Laura Untario ed è presidente di un nuovo comitato che si chiama Comitato per l'imprenditoria femminile. Molto interessante. State con noi. Buongiorno Sicilia. Buongiorno Sicilia, subito la linea a Luca Ciliberti per la rassegna stampa. A te Luca. Grazie Michele, adesso cominciamo a sfogliare i quotidiani nazionali, aperture diversificate, diverse, miste oserei dire in qualche modo, perché ci sono tre argomenti diciamo, che catalizzano l'attenzione della stampa nazionale. Uno è ovviamente diciamo, l'avvio verso il conclave, il 7 ci sarà il primo giorno di conclave, l'extra omnes, quindi tutti fuori, dobbiamo scegliere il Papa, quindi anche qui gli ultimi come dire, sondaggi o in qualche modo come dire, indiscrezioni sul nome del Papa. Poi le elezioni in Romania, che sembrano elezioni distanti, ma lette in un contesto geopolitico europeo danno il senso di uno spostamento verso destra. Adesso lo racconteremo. E poi ovviamente le parole di Trump, che intervistato dalla TV americana NBC allontana in qualche modo la pace tra Russia e Ucraina, dicendo che sembra più lontana. Andiamo a vedere. Non vestito da Papa. No, non vestito da Papa. Tra l'altro c'è un cardinale, Dolan, che l'ha scomunicato per questa foto. Si è vestito da Luke Skywalker, quindi con l'ultima trovata è questa. Con la spada laser. Allora andiamo a vedere il Corriere della Sera. Infatti vedete qui l'apertura del Corriere della Sera, il principale quotidiano italiano, è proprio sulle elezioni in Romania, lo vedete a centropagina. Balzo dell'ultradestra, quindi qui stiamo parlando di un quotidiano in qualche modo equilibrato, no? Il Corriere della Sera, un'istituzione, quindi Simeon si impone al primo turno con oltre il 40%, incontrerà al ballottaggio il sindaco di Bucarest che è filo europeista, quindi vedete è proprio come l'abbiamo raccontata, c'è un'elezione su due modi di vedere il paese, in Europa o nazionalista, insomma, che è poi il grande tema. Il conclave in taglio alto, i nuovi veleni su Parolin e Tagle, Dolan contro il Presidente degli Stati Uniti, un errore quella foto, appunto Michele, come dicevi tu, la foto vestito da Papa. E poi il Toto Papa, perché i calcoli non bastano, insomma c'è tutto un racconto diciamo, tra conservatori, riformisti e amici degli amici in qualche modo. Vi faccio vedere questa foto bellissima che riguarda ancora lo sport, sono le ragazze di Conigliano che hanno vinto la Champions, hanno vinto tutto in realtà, tutte le competizioni alle quali partecipavano, e diciamo trionfo anche questo orgoglio italiano per le ragazze, le super ragazze del volley. Questo è il Corriere della Sera. Andiamo a vedere la Repubblica, eccola qua la prima pagina, vedete, mentre il Corriere apriva con le elezioni in Romania, la Repubblica sceglie di aprire con le parole di Donald Trump alla NBC, pace impossibile, il presidente in ritirata, Putin e Zelensky si odiano troppo, questa è la frase shock, poi sulla Costituzione non so se rispettarla, questa è un'altra frase shock del presidente Trump, come se fosse diciamo no, un optional da Robetta. Esattamente, la Costituzione tra l'altro la Carta degli Stati Uniti, la quale proprio probabilmente è il paese che più si attiene alla Costituzione, che più rispetta nel mondo occidentale la Costituzione, quindi attenzione. Poi c'è una notizia che è passata in secondo piano, gli Stati Uniti spostano i Patriot da Israele per proteggere Kiev, quindi questa è una posizione proprio legata alle parole che ha detto Trump in precedenza, la pace
impossibile. Putin rilancia, finiremo il lavoro in Ucraina. A centropagina troviamo le mitrie dei vescovi con il conto alla rovescia e le sorprese tra i papabili. Adesso, così giusto per fare un po' di gossip sul Totopapa, ci vediamo qualche pagina, diciamo, con gli ultimi nomi prima del conclave. Andiamo a vedere qualche altra prima pagina. Vedete, eccola qua. La stampa, questa è la stampa, ecco, interessante la lettura della stampa sul conclave, perché riporta tutto anche a un ordine geopolitico della composizione appunto dei cardinali. Islam e Cina sul tavolo del conclave, crescono i temi di confronto tra i cardinali che orientano la scelta dei candidati, ma le divisioni rimangono. Quindi il peso della Chiesa sui destini dell'Europa. E poi l'Ucraina, la pace è impossibile, riprese le parole di Donald Trump alla NBC. Poi tante notizie di cronaca, abbiamo parlato di giovani, di morti, c'è anche questa notizia, un ultra dell'Atalanta ucciso da un ultra dell'Inter, tra l'altro non sembrava neanche una rissa da stadio, però insomma è un diverbio che poi è sfociato, diciamo un diverbio sul calcio che poi è sfociato diciamo, con la morte di questo ragazzo. Andiamo a vedere ancora qualche altro quotidiano generalista. Questo è Il Resto del Carlino, gruppo quotidiano nazionale, Il Giorno, La Nazione, Putin, Zelensky, troppo odio, pace forse impossibile, così come abbiamo letto. E poi Vite bruciate, appunto riprendono la foto di questo ragazzo accoltellato, si chiama Riccardo Claris, aveva 26 anni. Questo è il gruppo quotidiano nazionale. Vediamo Il Messaggero e poi entriamo nelle pagine. Kiev, forse pace forse impossibile, vedete tutti riprendono le parole di Donald Trump. E come dicevo, le elezioni in Romania, in testa il candidato dell'ultradestra. Andiamo a vedere velocemente, lo fa bene la stampa, in 3 pagine racchiude tutto. Allora, i temi del conclave quali sono? Nella stampa dice ci sono 8 temi importanti che i papi, i cardinali dovrebbero diciamo, sciogliere prima di nominare il Papa. Allora, la comunione ai divorziati, che è un tema diciamo, forte della Chiesa, le benedizioni ai matrimoni gay, chi è contrario e chi è a favore, i rapporti con l'Islam, un altro tema importante per la nuova Chiesa del nuovo Papa, la scomunica dei mafiosi, questo è un tema molto forte, riforma incompiuta sostenuta dai tedeschi, le finanze vaticane, cioè come si usano questi soldi del Vaticano. Scendiamo la pagina, l'accordo con la Cina, vedete quello che ci eravamo detti prima, la Cina e l'Islam, la pace, la mediazione per la pace e la crisi dei valori, l'allarme delle minoranze sull'assenza dell'Occidente. E poi i candidati segreti, quelli che spuntano proprio, quelli dell'ultima ora, sono questi qua. Mamberti, prefetto apostolico, cardinale francese, De Mendoza, Tolentino De Mendoza, portoghese, teologo, Claudio Gurgerotti, prefetto del Dicastero per le Chiese Orientali, membro del Dicastero per l'Evangelizzazione, e poi Artime, che è appunto il prefetto del Dicastero degli Istituti e la Vita Consacrata della Società di Vita Apostolica. Questi sono i nomi, secondo la stampa, segreti. C'è un altro, diciamo, un'altra, come dire, attenzione, eccolo qua. Toto nomine per Repubblica, che ne mette di più di nomi, diciamo, orientandoli anche diciamo, per area. Eccoli qua, favoriti, emergenti, outsider, i papabili con il gioco delle alleanze. Perché quali sono le alleanze? L'alleanza dei pastori, eccoli qua. I favoriti sono Parolin e Tagle, quelli diciamo i big. Poi ci sono i moderati, tra questi c'è anche Pizzaballa, i sinodali, cioè quelli che stanno con i vescovi. Poi gli outsider sarebbero un indiano e un congolese, e i mediatori appunto con alcuni nomi che abbiamo visto. Vedete, è una partita complicata, Michele, insomma vedremo cosa succederà e soprattutto quanto ci vorrà per portarla a termine. Faccio vedere velocemente qualche titolo di quotidiano politico, perché proprio legato alla religione c'è una polemica forte che hanno ripreso anche i quotidiani nazionali, la mette in pagina Libero con i suoi soliti titoloni diciamo ad effetto. Indagine sulla gita in moschea a lezione di Corano. Cosa succede? Il Ministero chiede verifiche sulla visita dei bambini dell'asilo
quindi bambini di una scuola italiana, all'interno di un centro islamico del Trevigiano. La polemica si spacca, ma da dove nasce la polemica? La polemica nasce da questa foto, e questo è il Corriere della Sera, vedete quei bambini dell'asilo inginocchiati in moschea. Dicono è agghiacciante, e chi risponde è solo integrazione. Diciamo, è una visita di bambini diciamo, di ogni religione che fanno parte di una scuola italiana, che in qualche modo adesso mette in allarme il Ministero proprio per l'integrazione e in qualche modo diciamo, la paura, no, delle religioni, in questo caso dei fondamentalisti. Velocemente vi faccio vedere anche il Sole 24 Ore, che anche qui ha un'apertura che ci tocca molto da vicino, perché con l'inflazione i rincari percepiti non sono quelli che ci raccontano, ma sono addirittura al 10%, cioè nel senso si percepiscono di più seppur in percentuali più bassi, quindi scattano i tagli ai consumi, e questo è un allarme. Su questo, Michele, su questa prima pagina ti restituisco la linea, ci vediamo poi con qualche altra curiosità. Grazie a Luca Ciliberti, diamo subito un'occhiata al tempo. Bentrovati, un aggiornamento con le previsioni per la giornata di lunedì 5, quando una perturbazione porterà fenomeni temporaleschi al nord e sulle centrali tirreniche. Per il sud un po' di variabilità, ma il tempo rimane nel complesso abbastanza tranquillo. Sulla Sicilia di fatto una giornata tra sole e nuvole sparse, non ci saranno precipitazioni. Il vento però un po' vivace, comunque mari generalmente poco mossi. Temperature che saranno molto miti. Sulla zona di Siracusa superiamo i 30 gradi anche a Caltanissetta, altrove comunque anche qui valori di 26-27 gradi. Per martedì il tempo non cambia, sempre una fase tutto sommato stabile tra sole e nuvole sparse, ma basso rischio di precipitazioni. Un quadro termico che per quanto riguarda la giornata di martedì non subirà grosse variazioni, con massime mediamente tra i 25 e i 30 gradi. Ulteriori dettagli e approfondimenti scaricando l'app di Travi Meteo. Desiree, ma quando cucini tu con me, Desiree? L'assaggio è l'immenso per me. Tutti i giorni su Antenna Sicilia. Vabbè, buongiorno Sicilia, adesso passiamo alle cose serie, lo facciamo con Maria Laura Ontario, buongiorno e benvenuta, Rosaria Giuffre, buongiorno anche a lei e benvenute. Dobbiamo parlare di un nuovo organismo che c'è dalle nostre parti, il Comitato per l'Imprenditoria Femminile. Molto bello. Prima di tutto però vi pregherei di fare un'autopresentazione, perché lei, Maria Laura, ha un curriculum spaventoso. Grazie. Ci dica pure. Io attualmente faccio l'imprenditrice insieme ai miei fratelli. Siamo imprenditori di terza, seconda e prima generazione, perché abbiamo portato avanti sia le aziende familiari, quindi di mio padre e di mio nonno, e abbiamo creato anche delle realtà imprenditoriali ex novo, oggi leader su tutto il territorio italiano e maltese. E poi vi siete dati a fare molto durante l'emergenza del Covid, Sì, questo abbiamo lavorato, bello, abbiamo supportato il sistema sanitario nazionale con grandissimo impegno e anche tante criticità. Insomma, abbiamo lavorato moltissimo durante il Pur Covid. essendo molto giovane, ha le carte in regola per essere presidente del Comitato per l'Imprenditoria Femminile. Rosaria Gioffresi vuole fare una piccola autopresentazione, Sì, certo. anche se qui a Catania e in Sicilia la conoscono in tanti. Sì, diciamo che io ho finito il mio percorso appunto professionale con 40 anni di servizio dello Stato, con la qualifica di viceprefetto. Il mio curriculum diciamo che è abbastanza ricco, perché ho avuto tanti incarichi. E adesso nel Comitato dell'Imprenditoria Adesso sono stata Femminile? chiamata, forse insomma con un po' di orgoglio e un po' di umiltà, per le mie competenze acquisite, sono stata chiamata a far parte appunto del Comitato
per insomma, dare un supporto anche legale o comunque di competenze molto di cui bene. dispongo. Maria Laura, le volevo chiedere questo. Qui leggo che la situazione economica in Sicilia ha invertito il trend, come dite voi esperti di economia, cioè aprono nuove imprese, crescono i posti di lavoro, ma questo non è in contrasto con ciò che abbiamo anche appena visto nella rassegna stampa poco fa, le difficoltà economiche delle famiglie, del ceto medio, di chi non riesce a finire il mese, le difficoltà nei consumi? Premetto che io non sono un economista, io ho studiato scienza e faccio l'imprenditrice. Verosimilmente vi dico che attualmente il governo che abbiamo, quindi il governo Schifani, ha messo a disposizione per la parte imprenditoriale tantissime risorse, quindi incentivi, bandi, finanziamenti, si vede con la ZES per le aziende, fondi PNRR, tantissimi strumenti che possono, anzi hanno aiutato, i dati rilasciati da Giuseppe Pace fanno ben sperare per quanto riguarda le imprese, anzi vi dirò di più. In Sicilia noi abbiamo all'incirca 383.000 aziende, di cui il 24,83% sono imprese a gestione femminile. E questa è una cosa bellissima e noi quindi tentiamo di rinforzare questo sistema, di fare un'informazione attiva, di parlare di diversità, di equità, di incentivare la diversificazione di queste aziende in modo da poter supportare il territorio imprenditoriale. Ecco, questa inversione di tendenza con apertura di 712 nuove imprese, 4.400 nuovi posti di lavoro, province che come dire, vantano maggiormente questa situazione sono Palermo, Catania, Siracusa, Agrigento e Trapani. Ecco, cosa è dovuto? Io credo proprio a questo, intanto alle nuove, alle start-up, ai settori in cui si investe, quindi nuova tecnologia, green tech, che comunque hanno avuto un supporto sia regionale che statale, che hanno permesso di ampliare. Nuove assunzioni sono state fatte anche per tutti gli incentivi, gli sgravi che le imprese hanno potuto utilizzare. Verosimilmente comunque da imprenditrice le dico che certamente le criticità per un'azienda con tutto quello che è la parte di tasse, mi dispiace dirlo, IRES, IRPA, che comunque che si pagano ogni mese, è come avere un socio che non lavora, no? E che però va pagato e quindi diventa sempre pesante ogni mese arrivare a fine mese, supportare i dipendenti, le attività, produrre, perché poi il fine nostro è sempre quello di produrre. Questo significa complicazioni, oltre a tutto. Diciamo che bisogna anche avere la voglia di implementare, no? E allora nell'implementare l'occupazione io credo che si arrivi anche a una maggiore non solo produttività ma anche a maggiore ricchezza diffusa, che poi aiuta anche lo Stato appunto a acquisire, diciamo, nuove risorse che vanno però ridistribuite, e quindi credo che le tasse si potrebbero anche un pochino alleggerire per tutti, dando, è un processo però va incentivato, e credo che questo deve essere un po' la finalità dell'imprenditoria in genere. Ma questo parole d'oro un po' per tutti se sentiamo dire queste cose. E vabbè, ma dobbiamo come dire creare un percorso per migliorarci. L'impresa sostiene lo Stato, cioè nel senso l'impresa è un motore, è un cuore che dà, che produce, che fa girare l'economia, quindi ha necessità di essere sempre supportata. Certo. Affiancata e supportata. Questo fermento imprenditoriale di cui stiamo in qualche modo parlando, come si esprimerà? Che cosa farete come comitato per l'imprenditoria femminile? Innanzitutto una forte informazione attiva. Racconto un piccolo aneddoto di 2 giorni fa. Una mia cara amica che ho incontrato mi ha esposto una bellissima idea imprenditoriale di green tech, quindi anche innovativa. Mi ha fatto vedere business plan, progetto tecnico, tutto fatto in modo impeccabile.
Guardando la parte economica mi sono resa conto che lei voleva avviare questa attività con fondi propri, banche, e quindi magari ipotecando anche il proprio patrimonio, perché aveva una cognitio falsa riguardo quelle che sono le opportunità che il governo regionale e il governo statale offrono per fare start-up. Quindi ci sono un sacco in questo momento, tantissime possibilità economiche per poter partire. Qui c'è un problema anche di informazione. Quindi noi questo... Quindi fare rete, questo è anche una delle mission di questo comitato, cioè quello di rendere possibile a chi vuole promuoversi, ecco, il supporto necessario per mettere in campo delle nuove iniziative, sempre con l'idea di creare produttività ma anche di creare occupazione, perché assolutamente quello aiuta tutti, ecco, attraverso appunto un'informazione valida e un supporto anche, diciamo, incentivante che accompagni questo percorso, questa iniziativa. Agirete un po' in tutte le province che abbiamo appena nominato, da Palermo a Catania, da Siracusa? Attualmente Catania, partite da chiaramente Catania. La Sicilia è il nostro territorio, però partiremo Catania, Ragusa e Siracusa, Catania, sono Ragusa e sud-est. Siracusa. Con quali caratteristiche saranno anche qualche differenza, no, tra le varie imprese? Abbiamo scelto proprio per questo motivo di dividere il comitato in... È un comitato unico, però esisto io come presidente di Catania, una vicepresidente di Ragusa e un'altra vicepresidente di Ragusa, in modo tale da rendere omogeneo il lavoro che sarà fatto. Certo. E quindi con differenze che però lei, come dire, Beh, certo, diciamo che avere una visione abbastanza ampia delle esigenze, delle istanze dei territori che sono rappresentate dalla Camera di Commercio Sud-Est è fondamentale, e quindi è ovvio che la stessa cosa si replica all'interno di un comitato che racchiude appunto queste realtà e che devono essere possibilmente, insomma, tutte raccordate e aiutate alla stessa maniera. Ecco, questo è il senso. Qual è il dono maggiore di una donna imprenditrice e la difficoltà maggiore invece per una donna imprenditrice? Il dono, il saper agere, il saper facere, nel senso... Alla latina? Diciamo che grazie all'esperienza familiare mio padre in particolar modo ha insegnato, a prescindere dalla diversità di genere, siamo 2 maschi e 2 femmine, ci ha insegnato a saper fare tutto davvero, e questo è un grandissimo valore, perché oggi è spendibile in qualsiasi settore, in qualsiasi ragionamento, sotto tutti i punti di vista. Le criticità, diciamo, non sono poche, probabilmente le relazioni lavorative, le relazioni con le istituzioni, alcune volte c'è ancora diventano... diffidenza? Qualche volta sì. Qualche volta sì. Noi lavoreremo tanto anche su questo. Un comitato come il vostro certamente, come dire, agirà proprio su questo. Infatti tantissimo. Cercheremo di spingere, come dicevo prima, anche la diversità, il concetto di equità, che non è uguaglianza. Quindi l'equità, cioè elogio a quello che è diverso, sia dal punto di vista umano, perché oggi è un mondo che è completamente omologato, tutti siamo uguali, tutti facciamo le stesse cose, anche a livello imprenditoriale, si fa vino, tutti fanno vino, quindi un elogio a quello che può essere la diversità in genere. Un elogio a voi per quello che fate. Grazie. Maria Laura Ontario, Presidente del Comitato per l'Imprenditoria Femminile, e Rosaria Giuffre. Grazie per essere stati con noi, in bocca al lupo per la vostra importante iniziativa. Adesso noi facciamo una breve pausa e poi parleremo di solitudine, che certamente è un guaio, un problema, però può essere anche un'opportunità. State con noi, buongiorno Sicilia. Buongiorno Sicilia, parliamo di solitudine, anzi di solitudini che possono diventare da problema ad opportunità. Ne è convinto l'ospite che è in collegamento con noi, Danilo Castiglione, che è un docente di lettere ma anche un oblato benedettino. Buongiorno e benvenuto. Non so Buongiorno. Ecco, il titolo che ho appena accennato è del suo libro, edito da San Paolo Edizioni. Come si fa a parlare di, voglio essere brutale sin dall'inizio,
parlare di opportunità quando c'è la solitudine, se negli Stati Uniti hanno deciso che assieme al fumo e all'alcol quello che crea maggiormente danno alla salute è proprio la solitudine. Beh, guardi, la cosa principale è il modo in cui si vive la solitudine. Se è una solitudine subita e non si ha quello scatto e quello scarto esistenziale per farla diventare altro nella propria vita, e allora è ovvio che diventa ed è un problema grave. Come si fa a farla diventare altro? Beh, io ho portato degli esempi attraverso alcuni filosofi o attraverso alcune figure, qualcuna anche siciliana come Rosario Livatino, no? Il quale offre la propria solitudine, il rimanere solo per evitare per esempio di fare una vedova o degli orfani, oppure la solitudine della Caterina Doherty, no? Che decide di portare l'esperienza del Pushchik russo presso l'Occidente. E allora la solitudine può diventare un'opportunità quando diventa addirittura anche un modo di resistenza a volte alla società che ci trascina in situazioni che magari sono difficili da supportare e sopportare. Ecco, ci sono, lei mette in evidenza nel suo libro, ci sono anche rifugi urbani o gruppi di cammino in cui si sperimenta il silenzio, il ritiro spirituale che trasforma l'isolamento in un'esperienza di crescita. È possibile questo? È vero questo? Sì, è vero, e soprattutto quando si parla di gruppi, generalmente sono di natura religiosa, ma non necessariamente, perché anche in questi casi ci può essere il rovescio della medaglia, quindi bisogna essere sempre vigili e attuare quello che è il discernimento. E però questo è vero, ma anche la psicologia a volte, diciamo spesso, può dare una mano, soprattutto l'analisi dei propri processi mentali, e dà un grande aiuto da questo punto di vista, come per esempio appunto il cammino spirituale. Io sono un oblato benedettino, la regola di Benedetto, che non è oret labora ma è obsculta per venies, oret labora è solamente il motto, tra osculta, cioè ascolta, e giungerai, nel mezzo ci sono ben 73 capitoli, dove il monastero viene visto come l'officina in cui si ricrea l'uomo alla ricerca innanzitutto di se stesso e di Dio. Ricordiamoci che Benedetto vive una solitudine in cui è abituato a stare con se stesso sotto lo sguardo di Dio. L'uomo di oggi sta da solo con se stesso sotto lo sguardo del social e della telecamera. Ci arriviamo subito. Prima però vorrei chiederle ancora un'altra cosa. Lei considera la solitudine non un nemico inevitabile, ma un maestro esigente, capace di condurci verso un orizzonte più vasto e profondo. Come si fa? Si parte innanzitutto dall'ascolto di se stessi, l'ascolto e il discernimento. Questo, al di là di ogni psicologia, l'avevano già scoperto gli antichi filosofi greci, lo avevano scoperto e sperimentato ancora i filosofi latini, e poi la tradizione dei padri del deserto. Ricordiamoci quello che dicono i padri del deserto: quando un fratello o un pellegrino andava a trovarli, non è che gli chiedeva del pane, dell'acqua, ma gli diceva: Abba, dimmi una parola. E allora, per poter ricevere una parola bisogna imparare a sapere stare innanzitutto fermi e in silenzio, iniziare ad ascoltare poi ciò che ci viene detto e ascoltare le reazioni che la nostra mente ha nei confronti di ciò che ci viene proposto, anche nei confronti della stessa società. Perché oggi, ricordiamocelo, viviamo in un deserto sociale. Certo, infatti al rumore che ci accompagna costantemente, lei già lo diceva prima, ovviamente soprattutto i nostri giovani, ma non solo, si isolano
nei social, davanti ai telefonini, li si vede anche magari in luoghi di ritrovo, ognuno per i fatti suoi, a farsi i selfie oppure a digitare messaggi, eccetera, con tutte le conseguenze di cui abbiamo parlato, anche come fatti di cronaca molto gravi. Ecco, su questo lei ha delle parole e delle visioni che possano un pochino scuoterci, perché ci stiamo quasi rassegnando a questo. Guardi, io per professione faccio l'insegnante, insegno lettere in una scuola media e ai ragazzi dico sempre che non è il problema dello stare connessi online col telefonino, il problema è la veridicità poi di queste relazioni. Se queste relazioni sono delle relazioni finte, fine a se stesso, non c'è la relazione umana, ma solamente una relazione dettata dall'opportunità o del gioco online, perché purtroppo c'è anche questo con i ragazzi, o una relazione dettata dal chiacchiericcio, e si capisce che questo non va bene. Allora bisogna instaurare relazioni vere, basate sulla conoscenza orizzontale, quindi degli altri, e verticale, che non vuol dire solamente rivolta verso l'alto, verso la dimensione trascendente, ma anche verso il basso, verso se stessi. E questo è quello che manca. Oggi... Lei che è un insegnante certamente farà riferimento ai compiti che anche da questo punto di vista ha la scuola, però non possiamo nemmeno trascurare la famiglia, che ultimamente è quella che scricchiola di più, forse. Ma la famiglia scricchiola perché ha bisogno di valori, e io in un mio precedente lavoro ho parlato di valori e isolandone principalmente tre: la terra, l'humus, la propria umanità e l'umiltà come senso del limite. Se oggi il genitore dice che tutto è possibile, tutto è permesso al fine di una gratificazione, è ovvio che manca quel collegamento all'umanità della persona, quel collegamento alla terra, alla realtà, e quel collegamento che determina le proprie potenzialità, l'umiltà quindi come confine. E questo nelle solitudini contemporanee, nelle solitudini del nostro tempo, diventa rischioso, perché ti isola, diventi una monade senza comunicazione, e tutta la comunicazione, la relazione soprattutto online, la relazione anche a volte familiare, diventa solamente apparenza, e questo capite non va assolutamente bene. E quindi noi genitori dovremmo anche abituarci o riabituarci ad utilizzare qualche no, qualche volta la parola no nei confronti dei nostri figli. È così. Il no è a volte una presa di coscienza. Ecco, molto molto saggio, interessante. Con queste parole ci lasciamo provvisoriamente. La ringrazio per essere stato con noi. Grazie a voi. Il professor Danilo Castiglione, autore di questo libro interessantissimo, Solitudini, eccolo qua, da problema ad opportunità, pubblicato da San Paolo Edizioni. Breve pausa, tra poco ci collegheremo con Porticello e vedremo a che punto è la preparazione del recupero del relitto del Mesian. Lo faremo in diretta. State con noi, buongiorno Sicilia. Buongiorno Sicilia, dicevano che era inaffondabile con il suo albero alto 75 metri, il secondo al mondo, e invece purtroppo la notte del 19 agosto, in seguito a un fortunale a Porticello vicino a Palermo, è andato giù sott'acqua trascinando con sé 7 vittime, 7 morti. Adesso sono iniziate le operazioni di recupero del relitto, che sono piuttosto complesse e importanti, come ci racconterà tra poco in diretta proprio da Porticello il nostro Marco Gulate. Marco, sei con un ospite. Buongiorno Michele, buongiorno a tutti. Sì, alle nostre spalle c'è una delle chiatte, che è poi la piattaforma di galleggiamento che andrà ovviamente ad avviare queste operazioni, che assieme ad un'altra
gru galleggiante, definiamola così, che in questo momento si trova a Termini Imerese, andrà a sollevare il Bayesian e lo riporterà in superficie. Le operazioni dureranno circa 20-25 giorni, entro fine mese, quindi il Bayesian, il relitto che è stato inghiottito dalle acque di Porticello, il veliero che è stato inghiottito dalle acque di Porticello, verrà nuovamente tirato su. Io invece al mio fianco, qui a sinistra, ho Fabio La Bianca. Lui è un gestore, il famoso gestore del locale Baia, che è qui vicino, ed è colui che ha scattato la foto del Bayesian prima della tempesta, quella foto virale notturna che ha fatto davvero il giro di siti, televisioni, agenzie di stampa e soprattutto nei social. Eccolo qui, l'autore di quella foto è stato lui, che ha quindi, non è questa, colui che ha poi fotografato ovviamente il Bayesian prima della tempesta, prima di quei terribili 6 minuti in cui appunto il veliero è affondato. Eccola qua. Sì, esatto, è proprio questa. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Che dire, il caso ha voluto che... raccontaci com'è andato. Stavo per dire. Il caso ha voluto che quella sera, una giornata normale di lavoro, lo yacht si è, ancorato qui davanti a un 200-300 metri, non dove adesso stanno facendo i recuperi, poi affondando le correnti o il vento l'ha portato un chilometrino un po' più avanti. Era proprio qui davanti, i clienti me l'hanno fatto notare, appassionato di fotografia non potevo non fotografare uno yacht così bello e che non passi inosservato. Quindi mi sono messo lì col treppiedi, ho fatto la foto che poi ha fatto il giro del mondo, che non potevo mai immaginare che andasse in quel modo. Mi sono trovato, esatto, proprio questa qui. Mi sono ritrovato poi l'indomani, insomma, con tutti i giornali a chiedermi di questa foto, del video che poi ho postato delle telecamere di sicurezza del locale, dove si vedeva proprio la furia del vento che ha spazzato via tutto. Lui era qui, Michele, telespettatori, era qui proprio durante la tempesta, è stato chiamato subito dopo perché ovviamente il suo locale ha subito dei danni, e quando si è affacciato in questa parte di Porticello, questa si chiama Baia Santa Nicolicchia, lo vedete anche lì, c'è anche la chiatta galleggiante appunto che già sta iniziando i lavori di recupero, non ha visto più il Bayesian e allora si è chiesto: ma che fine ha fatto? Sì, col mio vicino, al momento che sono arrivato, il mio pensiero ovviamente era al locale, ai danni. Ho chiamato i miei collaboratori per venirmi a dare una mano a sistemare. Mentre ero dentro a guardare un po' i danni all'interno del locale, che entrò un casino di acqua, la tenda aveva circa 2000 litri di sopra, con le scope abbiamo dovuto toglierla, quindi ha anche piovuto tantissimo in pochissimo tempo. Il mio vicino esce fuori e mi dice: Fabio, hanno sparato un razzo. Quindi ero proprio lì 10 minuti dopo e avevano in quel momento sparato il razzo, quindi andiamo per vedere, ma c'era solo uno dei due velieri. Quindi lui mi domanda: e quell'altra? E gli faccio: è affondata? Fa: no, queste barche non affondano, è impossibile. Faccio: allora se ne sarà andata. E lì per lì è finita così. Poi arrivando gli altri mi hanno chiesto pure: ma non c'era l'altra barca? E ho detto: boh, sarà andata al porto, si sarà spostata per il maltempo. Il tempo che ci chiedevamo e cominciamo ad avere l'idea che fosse affondata, per quanto poteva sembrare strano, cominciamo a vedere delle barche che uscivano dal porto, qualche sirena, qualche lampeggiante, e quindi è cominciato un po' il terrore che la cosa era andata come di fatto è andata. Marco, scusa, ti volevo interrompere, scusate, per chiederti: la nave che abbiamo visto, il galleggiante che vediamo fra voi due, è proprio nel punto esatto in cui è affondata la Bayesian? Domanda pertinente, ti risponde Fabio, perché parlavamo poc'anzi. No, la barca era molto più vicino a noi, era quasi a metà strada. Secondo me posso stimare che ha fatto almeno 1 chilometro più verso Termini Imerese. E perché è piazzata lì rispetto allora? a dove era ancorato in quel momento. E perché Marco è con il tuo ospite, è piazzata lì allora, in attesa di quella che dovrà arrivare fra una settimana circa?
Sì, ma quello è proprio il punto esatto dove in questo momento c'è il Bayesian, sì, perché è stato trasportato in questi mesi ovviamente dalle onde. No, visivamente si vede, semplicemente nel momento in cui ho scattato la foto era 1 chilometro più in qua, ma da qui si vede lo stesso dove adesso ho affondato. Bene, vai avanti, Marco. Tra l'altro, sì, tra l'altro Michele, adesso Porticello ha accolto tantissimi giornalisti che stanno arrivando, stanno accorrendo in questo meraviglioso paese in provincia di Palermo da tutte le parti del mondo, ma ci sono anche curiosi, turisti, gente che quindi ha praticamente prenotato le camere d'albergo qua, insomma nei B&B, ma soprattutto anche negli alberghi limitrofi, proprio per assistere a queste operazioni. È lavoro per voi, perché tu oltre a essere un fotografo comunque straordinario sei anche un gestore di un locale che è qua vicino, che si chiama Baia. Sì, da circa un paio di settimane già sappiamo che ci sono tutti i B&B full, sono piazzati con le dirette streaming, ci sono giornalisti un po' anche in tutti i locali a pranzo e se ne vedono qui giornalmente 2 o 3 che girano e fanno i loro servizi. Quindi insomma la zona è molto attratta dall'evento. Quindi... Assolutamente, avrà sicuramente anche Fabio l'occasione di fare altre foto, questa volta ovviamente quando il veliero verrà rimesso su. Ci vorranno, come ho detto all'inizio, almeno 20-25 giorni. Una data sicuramente importante è quella di mercoledì, quando ci sarà una riunione operativa a Termini Imerese proprio per iniziare poi ufficialmente quelle che saranno le operazioni di recupero, perché assieme a questa chiatta che vedete lì in lontananza ne arriverà un'altra più grande, la Ebo Life 10, che in questo momento, l'abbiamo anche raccontato nel corso dei nostri TG, si trova ancorata al porto di Termini Imerese, raggiungerà ovviamente la sua sorella, definiamola così, e inizieranno ovviamente queste operazioni di recupero. La prima vera tappa, il primo vero step sarà quello di andare a segare l'albero del Bayesian, l'albero gigantesco, lunghissimo, per poi ovviamente riportarlo su, e poi da lì ovviamente piano piano, gradualmente verrà rimesso su il base. Insomma, detto così sembra facile, ma non sarà assolutamente così, perché ci saranno delle operazioni abbastanza complesse che richiederanno diversi giorni. C'è anche un'altra imbarcazione che si chiama Recoil, un mezzo anti-inquinamento. Qualora il carburante appunto del Bayesian venisse sversato in mare, il Recoil è pronto lì a recuperare ovviamente il carburante per evitare ovviamente incidenti ambientali. Meno male che l'hai detto, perché era una delle domande che avevo voluto fare, perché la cosa che si chiacchiera principalmente è proprio, almeno per noi che viviamo questa zona, che non ci sia uno sversamento di gasolio. Sarebbe un danno inestimabile che comprometterebbe, diciamo, i nostri luoghi però preferiti. Non c'è stato nulla, no? Finora però non c'è stato No, nulla. dicono di no, però penso che il costo delle operazioni e tutto l'intervento sia fatto a regola d'arte e che non succeda un impatto ambientale del genere, perché sarebbe una tragedia per tutti noi residenti. Ci auguriamo questo in questo momento. Poi le indagini, quello che vedranno o meno, diciamo, a noi importa poco. Dico, sarebbe corretto per capirne un po' le cause, se ci sono chi le dovrà pagare o meno, ma diciamo il nostro interesse è che non ci sia lo sversamento. Assolutamente. Per le vittime sarebbe giusto che la giustizia faccia il suo corso. Certo, non c'è dubbio. A te, Michele. Grazie Marco, grazie al tuo ospite. Seguiremo naturalmente anche non solo con Buongiorno Sicilia, ma anche con i nostri telegiornali tutti gli sviluppi di questa operazione, perché è molto importante quello che è stato appena detto: rendere giustizia alle vittime che ci sono state, capire esattamente perché è potuta succedere una tragedia di questo genere con un'imbarcazione considerata inaffondabile, e se ci sono anche eventualmente delle responsabilità da parte di chi è sopravvissuto alla tragedia, così come è orientata la nostra magistratura. È il momento del nostro almanacco. Buongiorno Sicilia.
Il 5 maggio di ogni anno si celebra la giornata mondiale dell'igiene delle mani attraverso una campagna dell'OMS. Attraverso una procedura estremamente semplice, veloce e a basso costo è possibile compiere un gesto di grande importanza in ambito sanitario. Se eseguita nei momenti giusti e nel modo corretto può infatti salvare milioni di vite. Ma dove si trova la pala eolica più alta del mondo? Attualmente in Cina, più precisamente a largo delle coste cinesi e dell'isola di Taiwan. È grande quanto un palazzo di 50 piani. Si tratta di un generatore di 16 megawatt collegato a rete commerciale ed in grado di produrre abbastanza elettricità da soddisfare le esigenze di 36.000 famiglie di 3 persone ciascuna per un intero anno. La posizione è strategica perché i venti raggiungono in quel preciso punto una forza tale da essere considerata quasi burrasca permanente. La prossima installazione a superare il record di altezza ed energia prodotta sarà tedesca ed è in costruzione. È il suo momento, è il momento dello zodiaco, dell'oroscopo con Marco Amato. A te Marco. Buon inizio settimana ai 12. Oggi il Sole e la Luna sembrano andare molto d'accordo. Luna in Leone, ambiziosissima, e Sole in Toro, voglia di concretezza. Cosa succede nello zodiaco? Andiamo a vedere Ariete. La Luna oggi è quanto mai favorevole, un bellissimo trigono per voi che parla d'amore e di passione. Oggi siete spinti comunque ad una certa ambizione, soprattutto in amore, e siete in vena di conquiste. Toro, la vostra giornata oggi dovrà essere una giornata lucida, cosciente e vigile, perché i contrasti Sole e Luna portano il vostro io a confrontarsi con delle diversità altrui in ambito familiare, punti di vista diversi che andranno mediati. Gemelli, la giornata di oggi è una giornata quanto mai comunicativa, una luna splendida di terza casa e leone ambiziosa e spumeggiante vi porta a essere protagonisti della giornata. Sfrutterete benissimo anche l'ambizione di Giove che, trainato dalla luna, muore dalla voglia di concretizzare un affare o l'inizio di una società importante. Cancro, la giornata di oggi prevede un muoversi in maniera cauta e attenta, soprattutto con una certa attenzione per le spese e per i pagamenti di conti in sospeso. Oggi è una giornata in cui il lavoro e la praticità vi assorbirà quasi del tutto, togliendo forse un po' di sentimento. Leone, giornata oggi che vede la luna protagonista nei vostri gradi, una luna che parla con Giove e con Mercurio. È una luna assolutamente dotata di tutte le capacità e le possibilità per darvi la scossa che vi serviva per trainarvi in avanti. La vostra sana ambizione finalmente sta tentando al lavoro di farvi concretizzare qualcosa di importante, tenete duro. Vergine, una giornata oggi un po' pensierosa, con una luna che vi sussurra una serie di considerazioni più o meno emotive. Forse alcuni di voi rimpiangeranno un tempo passato, un po' di nostalgia, ma probabilmente è un momento preparatorio a dei nuovi sentimenti che tra poco arriveranno. Bilancia, la giornata di oggi è una giornata su cui potrete contare sulla squadra anche per aiutarvi a gestire degli errori o delle cose che vanno aggiustate a livello professionale. Oggi lavorerete in team e fiderete molto su tutti quelli che avete intorno. Scorpione, giornata oggi di luna in quadratura, rincara la dose pure di un Marte abbastanza fastidioso, per cui tendenzialmente oggi i dubbi e perplessità non mancheranno. Cercate comunque di non essere pessimisti e di non vedere tutto nero. Sagittario, una giornata oggi che prevede la luna di trigono, una luna generosa e vantaggiosa, attiva e con un Marte complice che vi danno uno sprint in più. È una settimana volta alle partenze e a tutto quello che è pratico da fare. Capricorno, giornata oggi che vede i pianeti presentare poche ma significative difficoltà, ovvero delle difficoltà prospettiche che riguardano un socio o qualcuno in affari o un referente lavorativo che vi risulterà un po' ostico o poco comprensibile. Tentate di aggirare l'ostacolo. Acquario,
E beh, oggi oltre a Marte avete in opposizione anche la Luna, una Luna che vi rende un po' emotivi, un po' instabili, una Luna che vi chiede pazienza, proprio perché riuscire a superare questa opposizione Plutone-Marte non è semplice, dovete tentare di tenere a bada la rabbia, provate con lo sport. Pesci, una giornata oggi decisamente molto interessante, proprio perché Venere, Saturno e Nettuno sembrano comunque portarvi delle nuove prospettive. Sarete però a un bivio, perché questa settimana dovrete riflettere molto bene sulla convenienza di una proposta lavorativa o no. Eccoci di nuovo insieme in diretta con Luca Ciliberti e le ultime spigolature dei quotidiani. Allora Michele, 3 pagine. Una è una prima pagina che non ti avevo fatto vedere perché, adesso lo capirai tu stesso dal titolo, perché questo è Il Tempo che diciamo non le manda mai a dire con Tommaso Cerno, direttore ultimamente. Allora, fumata grigio Londra, perché abbiamo detto comincia il 7 il conclave e in mezzo c'è tutta la questione che riguarda i veleni, l'affare Becciu, eccetera, quindi sembra che in mezzo ci sia anche una trattativa con Parolin ed Erdogan, quindi scendono le quotazioni di Parolin per questo motivo e questa è una cosa che mette, una notizia che mette Il Tempo in prima pagina. Poi altra notizia di tutt'altro carattere, scendiamo, che arriva dal Veneto, però diciamo, è applicabile anche dalle nostre parti. In montagna senza testa arrivano multe più salate. Quante volte abbiamo parlato di quei turisti che si avventurano sull'Etna, sullo Stromboli, senza attrezzature adeguate, senza accompagnatori adeguati. Adesso insomma si studiano delle multe più pesanti, più salate per chi insomma si avventura in cima, perché il nostro è un vero e proprio vulcano paragonato alle montagne, quindi con 3.400 metri di altezza, bisogna andare attrezzati, preparati e accompagnati dalle persone giuste. E poi un caso diciamo che va oltre il programma, no? Perché adesso comincia l'Isola dei Famosi, però ci sono 2 politici in mezzo, Michele, e quindi la storia è, ma questi sono i politici, dice, la classe politica nostra. Il primo è un catanese, Dino Giarrusso, e il secondo è Maria Dinolfi, che sono 2 giornalisti, 2 politici, e adesso se ne vanno ovviamente all'Isola dei Famosi per aprono la strada, aprono la strada alla seconda vita della politica. Vediamo se saranno veramente dei precursori. No, io me ne immagino la battutaccia tua che poi tornano. Tu lo dici, come disse a te la linea. Va bene, grazie a Luca Ciliberti, abbiamo scherzato naturalmente. Ovviamente. È il momento di Accade Oggi. 2 anni fa esattamente, il 5 maggio del 2023, i Colors rilasciano il singolo Italo Disco, con il quale vi lasciamo, vi auguriamo una buona settimana e vi diamo appuntamento a domani. Buongiorno Sicilia.